tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben vedere ci ritroviamo proprio nei pressi di una bella battaglia. Eravamo riusciti con le spade del potere, vi ricordate all'interno dei gameplay precedenti, ad accamparci proprio nei pressi di questo bel fiumiciattolo, proprio per andare a conquistare direttamente Brindisi, che si trova proprio a sud della nostra posizione. E potete notare che il popolo spartano ha schierato proprio i bambini di Tiche nei confronti appunto del nostro esercito, sbarrandoci la strada. Le ultime unità romane imbarcate al di sopra di questa bella bireme si ritrovano quindi in questa sorta di golfo da questa parte, bloccandoci la fuga, e ci ritroviamo quindi con la nostra unità principale d'attacco, avente le armi migliori, avente l'esperienza quindi maturata migliore delle altre, ma con seri problemi di approvvigionamenti di cure, perché come potete ben notare nei gameplay precedenti abbiamo subito gravi perdite alle unità fondamentali, la colonna portante d'attacco del nostro esercito, le spade del potere. Potete ben notare quindi che le nostre unità non si ritrovano al pieno delle loro capacità. Il nostro generale soprattutto Vano non ha grandi possibilità di attacco, quindi dobbiamo giostrare la nostra posizione come meglio possiamo. Io direi di combattere questa battaglia ragazzi, perché sicuramente potrebbe volgersi al nostro favore. Ci ritroviamo quindi nella battaglia di Bruzio 147 a.C. contro ben 1800 unità avversarie. Questa però ragazzi, se ben notate, è la prima volta che ci scontriamo con degli opliti proprio ben addestrati come quelli spartani. Questa potrebbe essere una delle guerre che potrebbe quindi metterci in difficoltà, poiché gli spartani si ritrovano per adesso in un momento di gloria e solo con l'aiuto dei nostri cari libici e soprattutto con l'aiuto dei nostri cari alleati potremmo avere la meglio. Allora ragioniamo ragazzi un attimo per definire quindi la nostra tattica. Non abbiamo potuto scegliere le condizioni meteorologiche, essendo quindi parte offesa, però sappiamo che l'avversario arriva da questa parte, sotto appunto questa bella montagnona. Allora ci ritroviamo quindi proprio nei pressi, alla fine del nostro Appennino italico, e decidiamo quindi cosa fare. Allora abbiamo delle unità di frombolieri britannici che hanno un'ottima portata ragazzi, e hanno anche delle armi migliorate. Intanto vediamo di posizionarli da questa parte. Io credo che sia meglio impostare i nostri frombolieri britannici in prima linea, perché l'avversario ha dei frombolieri anch'esso. Quindi vediamo di impostare gli schermagliatori britannici agli estremi quindi del nostro grande esercito, in modo tale da dirigere meglio l'attacco, perché vi ricordo che i nostri schermagliatori hanno una portata inferiore a quella dei frombolieri avversari. La seconda linea sarà definita direttamente dai nostri lancieri di leva, che cercheranno quindi di reggere la potenza dei nostri schermagliatori, e inoltre cercheremo di creare una sorta di unità d'attacco molto possente al centro del nostro esercito, ovviamente i nostri gruppi di soldati con spada. Allora io ho disponibile anche due gruppi di lancieri scelti. Io direi ragazzi di creare magari un secondo esercito magari sulla destra per attaccare il nemico e circondarlo e magari confonderlo. Quindi io direi di posizionare delle unità di lancia proprio da questa parte. Vediamo se riusciamo a occultare le nostre unità in questo bel boschetto che la fortuna, il caso ci ha affidato. Vediamo se riusciamo a nascondere le nostre unità qui dentro, sarebbe davvero una grande cosa. Benissimo. E io direi di condurre quindi questo esercito nel bosco, accompagnato dai nostri grandi gruppi di soldati con spada. Eccoli qua, vediamo di condurli immediatamente da questa parte per attaccare il nemico sulla destra e magari rompere le sue file per farlo fuggire. Da questa parte vediamo di riunire il nostro generale, le ultime guardie del corpo che cercano di salvare la vita al nostro grande generale, unico gruppo da questa parte, e le truppe romane sicuramente arriveranno dal mare, quindi dobbiamo eliminare molto rapidamente l'esercito spartano. Allora, io perché mi sto spostando sulla destra ragazzi? Purtroppo qui la foresta non me lo permette perché non è molto vasta, però cercheremo di combinare quindi questo attacco in questo modo. Allora, vediamo di raggruppare queste unità sotto un unico gruppo, perché i lancieri, prima di iniziare la battaglia appunto voglio precisare questo particolare obiettivo. I lancieri appunto spartani, ovvero gli opliti, hanno una particolare capacità, una sorta di muro di lance che potrebbe quindi distruggere le nostre unità di gruppi di soldati con spada. Quindi dobbiamo certamente attaccarli o di lato oppure dalla parte posteriore, quindi dobbiamo cercare di evitare il contatto diretto come appunto facevamo in passato, che appunto la battaglia abbia inizio. Vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Immediatamente dirigiamo queste unità nel bosco per occultare la nostra posizione iniziale. Ragazzi, correte immediatamente. Intanto è necessario... I nemici si stanno avvicinando. Perfetto, allora le unità romane arriveranno ragazzi da quella parte. Abbiamo anche dei rinforzi alle calcagne proprio da questa parte. Attenzione, forse ci stanno attaccando. Eccole qua, vediamo un po' altri spartani. Vediamo un po', opliti pierici, eccoli qua, spartani rivali.
vediamo, anzi perici, eccoli qua che appunto si avvicinano completamente entusiasti verso il nostro esercito. Abbiamo anche un'altra unità di avversari che si sta appunto dirigendo verso la nostra posizione. Allora io direi ragazzi di avanzare immediatamente con il nostro esercito da questa parte per colpire e definire il nostro aspetto bellico. Allora avanziamo ragazzi, dobbiamo correre avanti ragazzi a tutta manetta. Ok, con questo esercito stiamo avanzando anche nel bosco, vediamo un pochettino se possiamo rimanere occultati. Avanziamo lentamente, vediamo di procedere per attaccare quei dannati frombolieri, vediamo se mi riesce questa mossa ragazzi. Allora cercheremo quindi di ingaggiare direttamente da questa parte il più presto possibile, prima che arrivino appunto dalle retrovie le altre unità spartane che stanno correndo parecchio. Speriamo che si stanchino, maledizione. Torniamo immediatamente quindi dai nostri uomini. Allora il nostro caro generale, eccolo qua, il nostro grande ragazzone si ritrova di fronte a una grande battaglia ragazzi. Qui potremmo perdere, però sicuramente abbiamo il cuore quest'oggi e combatteremo fino alla fine in questo cielo annebbiato appunto della penisola italica. Allora vediamo un pochettino, dobbiamo spingerci immediatamente al combattimento ragazzi. Spingiamo, attacchiamo i frombolieri. Dobbiamo colpire gli opliti ragazzi, dobbiamo colpire gli opliti con le nostre unità. I frombolieri fermi ragazzi, i frombolieri fermi. Andiamo a spingere, andiamo, perfetto. Adesso cercheremo di ingaggiare dall'esterno. Cercheremo di ingaggiare dall'esterno ragazzi. Forse la trappola sta funzionando. Avanti, muoviamoci. Per questo ho mandato tutti i lancieri come prima linea. Avanti le nostre unità. Forza tutta manetta, distruggiamoli da questa parte. Benissimo, vediamo di penetrare da questa parte. Corriamo ragazzi, dobbiamo beccarli appunto dalle retrovie. Benissimo, stiamo chiudendo con questa unità, vediamo di prenderli di dietro. Forse sta funzionando. Lo so che l'hanno scoperta, vediamo se possiamo procedere. Benissimo, dobbiamo penetrare da questa parte. Questa unità di lancia andrà a distruggere questi altri uomini. Qui addirittura abbiamo il generale romano, vediamo di procedere. Avanti, il romano, scusate, spartano ragazzi. Scusate un po', vediamo se possiamo procedere. Forza ragazzi, buttatela a terra, vediamo un pochettino. Avanti, cacciatori di teste, distruggeteli. Benissimo, a tutta forza, fate a pezzettini questi maledetti. Ottimo, l'abbiamo presi di dietro. Attenzione che potremmo essere anche noi presi di dietro. Avanti, l'obiettivo principale è assaltare il generale nemico e mandarlo in fuga. Benissimo, frombolieri e schermagliatori. Fuoco di portata da questa parte. Benissimo, fuoco di spinta, cacciamoli. Non vacillate ragazzi. Dov'è il nostro generale? Attiviamo la nostra modalità stendardo per incoraggiare le nostre lance che stanno fuggendo. Benissimo, il nostro generale dove si ritrova? Ha appena 17 uomini che lo seguono. Vediamo di distruggere definitivamente questa unità. Ok ragazzi, adesso frombolieri e schermagliatori, giratevi dall'altra parte. Benissimo, eccoli, vediamo di metterci da questa parte per ingaggiare altre lance per proteggere i nostri uomini da questa parte. Benissimo, intanto dobbiamo distruggere questo dannato generale. Frenesia attiva per farla a pezzettini. Ok, altre lance da questa parte. Dobbiamo eliminare queste ultime unità. Attenzione ragazzi, ci hanno beccato, il generale non vuole cedere. Dobbiamo effettuare la stessa tattica, però siamo messi un pochettino male. Queste unità vediamo di portarle da questa parte immediatamente. Queste altre unità vediamo di farle fare un ottimo giro dall'altra parte. Dobbiamo bersagliare con tutti i nostri schermagliatori le unità nemiche, soprattutto i lancieri avversari. Ok, ci siamo scontrati, vediamo di continuare da questa parte. Benissimo, eccoli, vediamo di procedere. Procediamo, dobbiamo correre ragazzi. E purtroppo gli avversari ci hanno preso appunto dall'altra parte. Attiviamo la nostra modalità frenesia. Forza che riusciamo a scontrarci. Forza da questa parte, attacchiamoli di lato. È molto meglio che attaccarli frontalmente. Avanti che li facciamo a pezzettini. Maledizione, dobbiamo girare molto più rapidamente. Forza ragazzi, giriamo che ce la facciamo. Avanti, dov'è il nostro generale? Eccolo che sta arrivando. Perfetto amico mio. Il generale è morto. No, maledizione, il generale è morto ragazzi. E adesso me la vedo un pochettino dura. Non vogliono cedere questi maledetti ragazzi. Combattete per il vostro generale. Abbiamo esaurito tutte le nostre possibilità di combattimento. Forza che li buttiamo a terra. Il nostro generale è morto. Come ha fatto a morire, maledizione? Ok, che li stiamo respingendo. Altri frombolieri da questa parte. Adesso toccherà alle truppe romane per darci un po' di filo da torcere. Avanti che li prendiamo di dietro. Abbiamo ancora delle unità molto fresche. Avanti, penetriamo ragazzi. Andiamo da questa parte. Avanti. Benissimo. No ragazzi, lo so che vacillate perché non avete più il generale, ma ne arriverà un altro. Avanti, maledizione. Avanti che stiamo combattendo alla grande. Avanti che li riusciamo a buttare a terra. Avanti. Abbiamo delle altre modalità disponibili. I nostri uomini stanno lanciando proprio frecce. I nostri uomini vacillano. Maledizione, avanti ragazzi che ce la potete fare. Peccato che il generale è morto, però stiamo distruggendo questo esercito proprio come meglio possiamo. Ragazzi, basta per adesso con queste frecce. Avanti, continuate da questa parte, cercate di eliminarli tutti. Maledizione, il nostro generale non ha più niente disponibile. Vediamo se possiamo incoraggiare con gli ultimi uomini che abbiamo. Avanti ancora, altri opliti pierici da questa parte. Ragazzi, non cedete.
vi prego, cercate di rimanere in linea. Maledizione, non doveva morire il nostro generale. Cerchiamo di eliminare quest'altra unità da questa parte, però almeno stiamo combattendo con onore. Avanti ragazzi, distruggiamoli tutti. Forza nel combattimento qui a corpo, avanti, li stiamo prendendo di dietro. Non vacillate, facciamoli tutti a pezzi, maledizione, tutti a pezzi. Vediamo un pochettino, dai che siamo riusciti a metterli al tappeto. Avanti, avanti, l'ultima unità rimasta, avanti da questa parte ragazzi. Vediamo se possiamo gettarli al tappeto. Avanti, 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 frenesia attiva. Vediamo se possiamo. I nostri uomini stanno scappando. Maledizione ragazzi, stanno uccidendo i nostri uomini, non ce la stanno facendo. Vediamo se possiamo eliminarli. Questi opliti stanno tenendo molto ma molto bene, probabilmente perché il nostro generale è morto. Vediamo un pochettino, attiviamo la nostra modalità cacciatore di teste. I nostri uomini stanno concentrando il fuoco sul centro, ma probabilmente non ce la stanno facendo. Avanti, uno scontro proprio all'ultimo sangue. Avanti che ce la facciamo, dobbiamo effettuare tutte le mosse che abbiamo disponibili. Avanti ragazzi, non scappate, maledizione, continuate, continuate. Gli ultimi opliti da questa parte, gli ultimi opliti. Avanti, 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 dobbiamo distruggerli, sono qui, proprio in prima linea, dobbiamo gettarli al tappeto. Avanti, queste sono delle nostre unità di ottimi lancieri che ce la possono fare. Gli uomini stanno scappando. No, non scappate ragazzi, dobbiamo eliminare almeno l'esercito spartano. Benissimo, ce l'abbiamo fatta, nonostante la nostra debolezza siamo riusciti a risistemare l'esercito. Queste ultime dannate unità, benissimo. Allora, disgreghiamo per adesso la nostra unità principale, torniamo un attimino indietro per capire quello che possiamo fare. Il nostro gruppo fisso, vediamo di scioglierlo e anche l'altro. I nostri uomini vacillano. Perfetto, allora ragazzi, visto che per adesso siamo riusciti a intralciare il nemico in questo particolare attimo, io direi per adesso di disgregare anche questo esercito e sistemarci un attimino da questa parte. Allora, non abbiamo molte unità, il nostro generale purtroppo è morto e l'armata romana probabilmente è riuscita a sbarcare in questo bel territorio. Io direi ragazzi di ritirarci immediatamente con le nostre unità per non effettuare quindi altri morti, recuperare le forze e magari circondare gli avversari in un altro modo. Quindi hanno scoperto le nostre unità. Lo so maledizione, io direi ragazzi di suonare la ritirata e andarcene immediatamente da questa battaglia. Abbiamo fatto un'ottima battaglia, sicuramente ci sarà altro modo di combattere. Ricordatevi il detto vivi oggi, combatti domani. Quindi andiamocene via da questo campo di battaglia che sicuramente porterà solo morte per adesso. Abbiamo sbaragliato l'esercito spartano che era il più pericoloso, nonostante avevamo appunto delle unità in meno, ed ecco appunto l'esercito romano che cerca appunto di far vedere appunto la sua potenza con delle leve, e quelle qua sono gli avversari romani, sono anche loro un po' semidistrutti. Però ragazzi non abbiamo disponibile il generale, se l'avessi avuto sicuramente avrei combattuto questa bella battaglia. Questa è una battaglia che andremo a combattere più avanti, il morale dei nostri uomini è troppo basso, non voglio ragazzi perdere anche questo esercito, non voglio ridurre in schiavitù questi nostri uomini da parte dell'avversario, quindi dobbiamo necessariamente fuggire dall'altra parte. Avanti ragazzi, dobbiamo correre. Maledizione, forse ragazzi non ce la fanno, questi uomini sono molto freschi, mi sa che raggiungeranno le nostre unità molto rapidamente. Allora ragazzi, fuoco di soppressione, unità da questa parte, i nostri grandi frombolieri aspetteranno i nostri uomini qui nascosti nel bosco. Ragazzi correte, correte ragazzi, maledizione, correte. Ragazzi mi sa che qui dobbiamo combattere rapidamente. Allora mettiamoci da questa parte, i nostri frombolieri devono essere così rapidi, così precisi. Ci siamo allenati tutta la settimana per distruggere queste unità che ci stanno per invadere. Allora ragazzi, pronti al fuoco, avanti a tutta manetta, frombolieri da questa parte, distruggete immediatamente il generale nemico. Avanti, non ce la faremo ragazzi, dobbiamo bersagliarli. Hanno dei frombolieri questi maledetti, eccoli qua, palesti mercenari. Ok ragazzi, vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante. Vediamo di sbaragliarli, non possiamo più fuggire, sono qua ragazzi davanti a noi, dobbiamo eliminarli. Avanti ragazzi, l'ultimo sforzo, anzi mi è venuta un'idea proprio adesso, maledizione. Avanti da questa parte, eccoli, dobbiamo farcela ragazzi, dobbiamo farcela, avanti, ecco delle altre unità, avanti, una da questa parte, dobbiamo aggirare il nemico, una da quest'altra, perfetto, vediamo se possiamo continuare. Ok, ecco delle nostre unità stanno combattendo, benissimo, forza ragazzi, non ci credo se riusciamo a vincere questa battaglia, ma la vedo molto dura perché non abbiamo il generale. Tutte in modalità fuoco avanzato, cacciatori di teste, non vacillate, attiviamo la nostra modalità frenesia. Forza ragazzi, rimanete vivi che ce la facciamo, rimanete vivi. Benissimo, anche il generale nemico, dai che ci riusciamo a portare a casa la vittoria. Avanti, voi altri qui, perfetto, continuate, benissimo, continuate da questa parte, anche voi, benissimo. Generale nemico. Sì, una bella pietra è riuscita a colpirlo, finalmente. Avanti ragazzi, anche questi altri, forza, distruggiamoli definitivamente e siamo
siamo riusciti a vincere anche questa volta con un po' più di tensione, ma battaglia vinta a caro prezzo, ragazzi, battaglia vinta a caro prezzo, una battaglia davvero molto interessante. 1800 unità semidistrutte, ragazzi, hanno combattuto con altre 1800 unità fresche, la maggior parte appartenenti all'esercito spartano, 1700 uomini dell'esercito spartano comandati dal comandante Seluco, distrutte, 1560 uomini fatti a pezzi. Siamo riusciti a salvare le truppe di schermagliatori principali, però siamo riusciti a sbaragliare definitivamente questa armata avversaria. Un bel calcio nello scudo, vattene via maledetto, vattene via, rispediamolo in patria. Ottima mossa, vai via da questa dannata terra, e ovviamente il nostro territorio. Vittoria pirrica, ovviamente, l'esercito romano è stato definitivamente fatto a pezzettini. Le unità avversarie che si sono salvate sono il generale e diversi frombolieri, però ottima battaglia, una nobile fine per il nostro generale. Purtroppo questo, ragazzi, è un generale molto onorevole, perché è stato il primo a morire nel campo di battaglia, perché tutti gli altri morti ovviamente nelle loro belle abitazioni, nei loro accampamenti pacifici. Ma ecco, all'orizzonte si vede la cavalleria dietro la collina, la nostra... Oh, attenzione, non è finita qui, e mi sa, ragazzi, che qua non ce la faremo sicuramente. Abbiamo delle unità molto a pezzi, sicuramente psicologicamente distrutte. Ritirata, scappiamo vicino a Cosenza. Adesso vediamo se avete il coraggio di attaccarci anche da quelle parti. Ma ecco che appunto Sparta continua con le sue imbarcazioni a giostrare il territorio e soprattutto anche il mare Egeo. Come mi avete fatto notare, ragazzi, è importantissimo avere una flotta. Infatti i nostri artigiani lavorano giorno e notte per unire tavole con assi di legno e soprattutto vele ben ricamate. Infatti proprio a, se non sbaglio, vediamo un pochettino, le nostre cittadine appunto sulla costa iberica stanno producendo delle ottime imbarcazioni che a breve arriveranno in mare per conquistare qualcosa e magari difendere i nostri confini. Benissimo, allora la battaglia, ragazzi, si fa sempre più, come dire, molto più... piena di tensione. Soprattutto adesso gli Spartani potrebbero essere uno dei popoli più importanti che darebbero del filo da torcere alle nostre principali armi e ai nostri principali uomini. Quindi, ragazzi, questa battaglia è proprio quello che stavamo cercando. Sparta sicuramente tante unità dalla propria parte, Roma ormai non ha più possibilità di vittoria, però adesso vediamo che è successo. Una morte onorevole del nostro Vano, intanto agente ristabilito, e adesso dobbiamo selezionare una nuova unità di nobili per ovviamente definire il nostro aspetto. Allora, questo comandante sembra abbastanza considerato per questo ruolo, meno 10% del mantenimento per tutte le unità di terra e meno 10% per le nostre navi. Benissimo, allora, rapporto del carpentiere, ecco appunto la flotta, i cercatori di Lioness appena adesso reclutati dall'altra parte appunto della nostra bella cittadina. Intanto questa città si è espansa, Terraconesis è riuscita a ottenere un altro bel luogo di costruzione. Espandiamo la nostra bella città da questa parte, probabilmente la città più grande mai creata. Allora, io direi di intensificare ancora la nostra produzione a livello economico, quindi vediamo di condurre da questa parte un bel terreno recintato, e questa bella flotta a breve verrà completata, ragazzi. Date un'occhiata delle belle imbarcazioni che abbiamo disponibili e verrà spedita immediatamente nel Mar Mediterraneo per fare un pochettino di pulizia. Ok, vediamo un pochettino, 2 turni. Io direi di completarla definitivamente questa flotta. Servono anche ottimi bersagliatori, vediamo di crearla, sì, abbastanza grande. Va bene. Ok, allora ritorniamo immediatamente alla nostra bella cittadina, vediamo quello che sta accadendo. Allora, ecco una bella truppa spartana. Allora, vediamo di capire cosa possiamo combinare. Io direi di impartire un bell'ordine, ragazzi, soprattutto ai nostri alleati libici. Allora, vediamo un pochettino, obiettivo di guerra, torniamo un attimino indietro, ragioniamo. Allora, gli avversari posseggono la Magna Grecia, Brindisi sicuramente deve appartenere a noi stessi. Gli Spartani posseggono, come dire, l'ultima parte della Magna Grecia, quindi io sicuramente voglio ottenere il controllo di tutta la Magna Grecia, che ovviamente è composta dalla Sicilia e anche da Brindisi. Benissimo, allora il nostro ruolo è quello di ostacolare gli Spartani come meglio possiamo. Quindi innanzitutto io direi di far condurre una bella battaglia alla Libia proprio nei riguardi di Apollonia, per tenere gli Spartani occupati più da questa parte. Quindi andiamo direttamente all'interno della nostra sezione dell'obiettivo di guerra e vediamo quello che possiamo combinare. A Apollonia vediamo di identificare un bello obiettivo di guerra per quanto riguarda i nostri uomini.